Cari amici di Valdo TV, ben ritrovati. Stiamo per suonare al campanello di Plavi Servizi. 10 anni, 10 candeline al servizio degli utenti per quel che riguarda l'assistenza di telefonia, luce e gas. Andiamo a vedere cosa hanno in serbo per noi in questa giornata speciale i ragazzi di Elvis Ferraresso. Elvis, cosa significa dopo 10 anni essere ancora qui con un'azienda dal nome Plavi Servizi, che già nel nome racconta un po' di territorio? Quest'anno sono arrivato ai miei primi 40 anni, come si dice, e 25 anni di lavoro. Da 10 anni siamo qui con questo studio di assistenza all'acquisto nel mercato della telefonia, della luce e del gas, e da quest'anno abbiamo aperto anche lo sportello per i privati, perché noi di solito ci occupiamo solamente di aziende. Un compleanno di 10 candeline significa avere anche tanta esperienza in questi settori. Come cambia il mondo della telefonia, della luce e del gas? In questi anni il mercato della telefonia, della luce e del gas è cambiato molto. Diciamo che ci sono nuove strutture, ci sono molti competitor e pertanto bisogna aiutare i clienti a trovare la strada giusta per non incappare in situazioni poco piacevoli. In questa giornata speciale hai deciso di aprire le porte di casa, le porte di un ufficio nuovo, ampliato. Come mai? Perché hai deciso di festeggiare questo importante traguardo insieme ai tuoi ragazzi, insieme ai tuoi clienti e anche insieme a noi di Valdo TV? Abbiamo deciso quest'oggi di aprire le nostre porte, i nostri uffici a tutti i nostri clienti e non solo, per festeggiare innanzitutto i nostri primi 10 anni di consulenza in questo mercato e successivamente perché abbiamo ampliato i nostri uffici, quindi volevamo dare una forte presenza sul territorio, perché è quello che noi facciamo, e far vedere che siamo presenti e che ci fa piacere avere i clienti qui a questo buffet. Raccontaci quali sono i punti di forza, ma soprattutto raccontaci un aneddoto dopo tutta questa esperienza nel campo. Allora, i nostri principali punti di forza sono innanzitutto il passaparola, perché devo ringraziare tutti i nostri clienti che hanno creduto in quello che avevo creato un po' di anni fa e ci hanno fatto arrivare fin qui, io e la mia squadra. E secondariamente anche la presenza sul territorio, perché adesso con i nostri uffici, avendo aperto lo sportello anche per i privati, diamo una dimostrazione ancora in più che siamo presenti e che vogliamo dare una mano alle persone e aiutarle nel trovare la strada giusta per i gestori citati in precedenza, ovvero la telefonia, la luce e il gas. Mi è rimasto impresso un particolare caso di un cliente il quale mi chiama e avendo chiamato tutte le aziende che erano collegate alla sua attività, stiamo parlando di Prosecco, visto che siamo nella zona, che oggi probabilmente sarà anche qui, si era informato su come lavoravamo noi e ogni azienda che aveva chiamato per sapere con chi lavoravano, tutti quanti gli avevano detto Plavi Servizi, a che ci hanno chiamato e pian pianino adesso lo stiamo seguendo a 360 gradi su tutti i settori. Uno dei membri di questa grande squadra che si chiama Plavi Servizi e che oggi insieme a noi festeggia i suoi 10 anni di attività è Daniel Schievenin. Daniel che lavora dal 2014, quindi già da 6 anni all'interno di Plavi Servizi. Raccontami come mai hai scelto di lavorare per Plavi Servizi e qual è il tuo settore di specializzazione. Buongiorno a tutti, io lavoro in Plavi Servizi al fianco di Elvis Ferraresso da circa 6 anni. Lavoro con lui, l'ho conosciuto in maniera amichevole e poi mi ha parlato del suo progetto, l'ho sposata, mi è piaciuta questa idea di dare un'assistenza e un supporto alle aziende in questi settori che sono veramente bistrattati in ogni modo. E niente, il mio settore dove più mi trovo a mio agio è l'energia elettrica e il gas. Seguo le aziende da questione di agevolazioni fiscali, quindi IVA, accise e quant'altro, ma anche energivori, quindi trovare le soluzioni anche a livello di CO2 e niente, questo è il quanto insomma. Perché al giorno d'oggi, Daniel, è importante appoggiarsi ad un servizio come quello che voi offrite per poter risparmiare sui vostri settori di competenza che sono la telefonia, il gas e l'energia elettrica? Beh, è importante perché al giorno d'oggi le aziende non hanno le capacità e soprattutto il tempo da dedicare a questi settori,
che anche se sono dei settori veramente importanti, perché al giorno d'oggi la comunicazione, poi non si parla più di telefonia ma di comunicazione, e anche il settore energia elettrica, che per molte aziende è la linfa vitale, avere uno studio dove rivolgersi per contenziosi, per seguire e stare sempre al passo col mercato e con le esigenze dell'azienda è un punto forte. Eccomi qui, al mio fianco Emanuele Loppio, membro numero 3 di questa squadra dai colori bianco, nero e rosso, uno spiccante rosso. Come mai hai scelto, Emanuele, di lavorare per Plavis Servizi? Io ho iniziato a lavorare in Plavis Servizi nel 2013 e più che altro perché avevo fiducia in Elvis, con il quale eravamo già in amicizia da qualche anno, e abbiamo iniziato a sviluppare un progetto, diciamo, comune a livello lavorativo. Il tuo settore di specializzazione? Io lavoro, copro un po' tutti e 4 i settori della nostra azienda. In particolare mi occupo più che altro di energia elettrica e gas metano, però senza come si può dire, senza snobbare anche gli altri 2 settori, che sono la telefonia fissa e la telefonia mobile. Emanuele, raccontaci uno dei tuoi successi, una delle tue soddisfazioni lavorative. Soddisfazione a livello lavorativo è soprattutto quando riesco a far recuperare dei soldi ai clienti che magari aveva speso in più per contratti poco chiari, servizi non richiesti da parte del cliente. Quelle sono soprattutto le soddisfazioni che ho in questo lavoro.